Diciamo che Sara Moretto ha fatto un risultato straordinario a queste primarie. Il 40% delle preferenze che ha preso sono arrivate al di fuori del portoghese, quindi per dare anche una dimensione provinciale rispetto a questa candidatura, però il 60% è arrivato proprio da qui, dagli 11 comuni che ricordava prima il sindaco. In questi 11 comuni Sara è risultata la più votata di tutti quanti i candidati e per quanto riguarda le sole candidature femminili ha ottenuto tra il 90 e il 95% delle preferenze totali. Questo dato dà l'idea della compattezza anche. Da dove nasce questa compattezza? Secondo me nasce dal fatto che questo territorio si aspetta da Sara, ma si aspetta più che altro dal PD e dalla politica alcune cose. L'idea di una politica pulita, cioè di persone che abbiano dimostrato, di persone il cui profilo non può essere minimamente associato a tutti i fenomeni negativi che abbiamo ascoltato in questi mesi. Si aspetta una forte unione fra l'amministrazione e la politica, cioè una forte competenza amministrativa che possa essere messa a disposizione anche di tutti quanti i comuni. E si aspetta anche che il portoghese, come ricordava prima il sindaco, abbia un peso maggiore rispetto a quello che ha avuto fino ad oggi. Come riusciamo ad ottenere questo risultato? Votando, so che sembra banale, ma votando e facendo votare tutti i PD. Cioè non c'è altro modo per chiudere il cerchio, perché altrimenti rimane un percorso purtroppo interrotto in un momento bellissimo che è stato il risultato delle primarie, interrotto rispetto anche a come siamo riusciti, e dirò due parole su questo, a superare anche le prime primarie per la scelta del Premier. Questo percorso va portato a termine, bisogna portare a casa il risultato, avere due parlamentari, una è Sara, per cambiare pagina. Noi la pagina cambiamo tutti in questo modo qua, lo cambiamo seriamente. Perché prima ho fatto un passaggio su come noi come partito siamo riusciti a superare l'opportunità, ma anche l'ostacolo però, delle primarie per la scelta del candidato premier? Basta vedere cosa sta succedendo dalle altre parti. Siamo circondati da forze politiche che si stanno dilaniando in uno scontro interno, siamo circondati da personalismi. Noi oggi siamo un partito, l'unico che non presenta il nome di una persona nel simbolo, ma presenta il progetto, ed è, voglio dire, anche qualitativamente una differenza importante. E siamo un partito in cui Renzi e Bersani, in tutta Italia, ma in particolar modo nelle regioni strategiche per il Senato, fanno una campagna elettorale mano nella mano. Questo perché? Perché siamo diventati un partito maturo, un partito in cui il confronto con la base, il confronto con i militanti, il confronto continuo fra l'organizzazione, diciamo, e poi gli elettori, è un confronto che ci rafforza, non è un confronto che ci indebolisce. Noi arriviamo quindi in questa campagna elettorale con un candidato locale che è Sara, che rappresenta una forte novità, un forte rinnovamento, ma al tempo stesso anche una forte competenza amministrativa. Arriviamo con un partito che a livello nazionale si è distinto per aver con coraggio superato delle fasi anche complicate, e arriviamo con la speranza di poter cambiare il paese. Tutto dipende dall'impegno che ci vogliamo mettere noi. Ciascuno di noi, insomma, frequenta il proprio comune, gli amici di famiglia, i conoscenti, magari gli amici dei figli, e vediamo che da parte di alcune persone
c'è un forte senso di distacco, un forte senso di delusione verso tutto quello che è accaduto fino ad adesso, soprattutto negli ultimi mesi. Noi dobbiamo riuscire, secondo me, a far capire che siamo i più affidabili. Cioè, noi siamo il partito più affidabile per fare le riforme, siamo anche il partito che può dare più garanzie per tutto quello che c'entra con la legalità e con la trasparenza. Faccio un esempio: Casson e Pietro Grasso ce li abbiamo candidati noi, Berlusconi ha escluso Cosentino non perché volesse escluderlo lui, pensate l'assurdità, ma perché i sondaggi gli sconsigliavano di candidarlo. Cioè, ci rendiamo conto di questo? La scelta delle persone è fondamentale. So che anche qui, insomma, nel mandamento si faranno diverse iniziative, se ne faranno di pesanti anche a Portogruaro, non so se magari posso dire due cose anche su questo. Insomma, il 10 febbraio, domenica 10, in qualche modo tutti quanti i comuni insieme hanno scelto di aprire la campagna elettorale con un'iniziativa pubblica da fare qui a Portogruaro, con Sara, con Andrea, ma anche con Pierpaolo Garetta, con Filippo, con tutti i riferimenti del territorio e anche i capilista. E poi, insomma, siamo a Portogruaro, dove sono di Cinto, so che anche in tutti quanti gli altri comuni del circondario ci saranno delle iniziative fatte in una maniera tale da mettere il cittadino a suo agio. Cioè non iniziative chiuse, non iniziative, diciamo, per parlarsi, autoreferenziali, ma le più aperte possibili, perché vogliamo parlare di temi che stanno a cuore a tutti. Sono stati già ricordati da Sara e anche dal sindaco: autonomie locali, lavoro, la sanità, il sociale, come far contare più i nostri bisogni. Ci stiamo mettendo davvero tanto impegno. Se una parte la facciamo noi, una parte la facciamo tutti, ecco, cambiano le cose e cambiano veramente. Per cui tutte le persone che hanno a cuore il fatto che le cose possano cambiare si impegnino e cerchiamo una volta tanto di non guardare, ecco, la pagliuzza del nostro occhio, ma di essere capaci anche in maniera aggressiva di sottolineare le travi che ci sono a casa degli altri, e quindi anche dire che cosa noi di buono possiamo fare per avere un paese migliore. Questo è un momento veramente importante, e quindi grazie Anna Maria, un grande in bocca al lupo a tutti.